Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Commendone Veneziano. Vai che andiamo di modalità giocatore con fifognolo. Vai che siamo su fifognolo. Allora fioi, che dire, siamo con il Leeds per i motivi già spiegati nell'altro video. Porca zoccola. E niente, quindi dopo Verona, una buona stagione in Serie A, Crotone, mezza stagione positiva. Adesso siamo al Leeds. Vai. Abbiamo vinto la prima giornata 3-0 che purtroppo non ero convocato. Adesso voglio il primo gol della Championship inglese. King. Voglio portare il Leeds in Serie A. Hammond. Occio, bravissimo. Vai, svettiamola. Coma. E qua subito fallaccio su Veneziano, porco. Fallaccio su Veneziano. Spondona comundiana. Non perderla là, bravissimo. Vai Cube. Bravissimo, con calma. Ma non puoi perderla così, sei un coglione di merda. Non la puoi perdere così, però. Bravissimo. Speravo nell'1-2. Grande chiusura difensiva. Contro l'Eister bisogna vincere, Fioi. Prova a stoppargli palla. All'Elan Road. Grandissimi, dai che andiamo. Vai la distensione. Ma che cazzo fai? Devo timbrare il cartellino, cazzo, lo devo timbrare. Na 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 na. La 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 la. Molto bene. E il Cube, grandissimo passaggio del Cube. Niente da fare ragazzi, chiaramente la Championship inglese è dura, eh? Siamo in Serie B, ma è una Serie B pesante. Ma lanciami alto, coglionazzo, alto. In profondità alto, no? In profondità rasoterra. Poi con il Cume si gioca sempre palla alta. Io sono da palla alta, non da palla rasoterra. Bravissimo Cume, che assist! E la sbaglia il coglione. E la sbaglia. Non ci credo. Il Cume tira il missile. E il Cume la recupera. Che no raga. Ma dove fai? Ma dai. Non ci credo. 7 però ragazzi. 7 nella pagella veneziana. Con un giocatore che ha 69, cioè io lo ricordo. Nugent. Questa torre. Stiamo giocando un buon calcio all'Elan Road. Attenzione King. Attenzione che culo. Rischia grosso, qui l'arbitro si avvicina. Fallo? Ma cosa vuole sto arbitro? Ah, ok. Erano già pronto a tirarmi i coglioni. Bravissimo Cube. Morgan. King. Occhio. Ormai in zona d'attacco. La. Come? Perfetto. Andiamo, involiamoci. Tom. Bravi, questo è un bello. Cazzo come l'ho dribblata la. E la recupera però di cuore. E la riperde di merda. Prima di cuore, poi di merda. E la recupera ancora, però ragazzi. Facciamo di quei passaggi, però sono un po' preoccupato. Chiaramente ragazzi ritorniamo a un video
a una partita a video perché giocando il primo anno, diciamo, non ne giocherò tutte, quindi adesso vediamo in base. Sono subito titolare a tutte le partite, allora facciamo 2 o 3 partite a video. Se invece giochiamo come il primo anno a Verona, è chiaro che devo tenerne una perché così, perché non saranno tantissime, che se la Championship sappiamo che sono 102 partite, quindi aia, gol bello anche. Si è visto subito purtroppo. Sì, finora abbiamo assistito ad una partita piuttosto piatta. Vai come si invola, questa è la tipica azione come indiana. Deve scoprirsi un po' e si apriranno degli spazi, Fabio. Bisogna diminuire un po' nel tiro però, Finisce il primo tempo, 1-0 per l'Leicester. Un Leeds un po' fiacco, però. Cioè, 8,1 comunque, ragazzi, Comunque gli obiettivi sono come quelli a Verona. Amministrano molto bene. Ci ricorderemo sempre dei 3 gol nel derby, ragazzi. Nugent. È stata veramente una delle prestazioni più belle di Veneziano da quando gioca. Si spintonano per recuperare la palla. Murphy. Bravissimi. Hop. Questo è un passaggio sublime, sublime. Tira! No! Stiamo sprecando tanto, ragazzi, stiamo sprecando troppo. Nugent. Stiamo sprecando, occhio, occhio, occhio. Gli toglie la palla dai piedi. Buono, adesso involiamoci subito. McCormack. Dai, che roba nostra, bravissimi. Cambio in vista per la squadra 8,8 senza segnare. McCormack. L'allenatore prepara un cambio. Voleva sorprendere la difesa. Voglio trovare però la smarrita via del gol, voglio trovare. Tong. Si porta in avanti. Intervento efficace. Ma vai a cagare però. Hood. I padroni di casa si preparano al cambio. Vai, marcalo. Si continua. Se mi dà il fa, beh, va chiaro. Bravo. Sono stanchissimo anche. Sto dando tutto in campo. Hammond. Niente da fare, non riusciamo a trovare il gol. Ruba palla all'avversario. Buttala su, ma non passarla così indietro, dobbiamo pareggiare, Christiansen. Tong. Pierce. Quest'oggi le due squadre si dividono equamente il possesso del pallone. Esatto, i due modelli di gioco sono alla pari. Niente da fare. Allontana Dai, la Cube! palla, anche se Il sembra Cube ragionare. tira appena, la prende! Non ci credo. Non ci voglio credere. Pallone che torna in possesso degli avversari. Non ci credo. Ecco, ho provato a liberarmi per dargliela, ma sono Partita lento. positiva la sua. Assolutamente, Fabio. Che schifo, era gol. Palla recuperata in zona difensiva. Gioca La palla perdo, nella questa è già la sconfitta alla L'atmosfera sugli seconda, spalti quei due del locale. maroni. I padroni di casa hanno una ghiotta occasione per cambiare le sorti dell'incontro. Il risultato è in bilico. Un eventuale gol a destro Sì, il potrebbe mio pacco rivelarsi in bilico, decisivo, cagare. visto che manca ormai poco alla fine. Entrambe le squadre praticano delle Niente da sostituzioni. fare, mancano Dribbble. 8 minuti. Hood. Bravi. Perde il controllo. Prendilo però! Diouf va via. Ha Bello interrotto l'azione con proprio un intervento passaggio intempestivo. d'antologia. Si muovono bene, non è da solo. L'allenatore della formazione di casa sta per apportare delle modifiche alla formazione.
Il Cume ci prova, però certo che il Cume ha due coglioni così, ragazzi, 7.2 sono sceso, vabbè, pazienza, però sto giocando bene, cazzo. E quasi qua me ne sparo un'altra, ne facciamo due intere oggi, cazzo. Così vediamo un po' come gioca sto Leeds. Vai. Vai, Fioi. Mancano pochi istanti all'inizio della partita odierna. Ci apprestiamo a seguire tutti insieme. Abbiamo vinto contro il Blackpool e chiaramente non ho giocato. Quando non gioco vinciamo sempre. 6 punti, 3 partite, adesso però voglio segnare. Beppe, come giudichi la squadra ospite? Erano partiti per disputare un campionato tranquillo e puntare a un piazzamento finale a metà classifica. Bravissimo. Invece le E cose... qua entra... E di cattiveria dopo 2 minuti. Dopo 2 minuti. 1-0. Mamma mia come siamo partiti. Guardate, tac, le assist che voglio io. Veneziano la stoppa e non può sbagliarla. Leeds 1, non lo so, 0. Non è che io solo che cazzo gioco. E adesso il Cume si gasa, eccolo qua, lo vedo. Dai ragazzi, dai. 1-0, siamo partiti alla grande, però dobbiamo continuare così. Dawson, Crick, Moore, Edwards. E scongiura una potenziale occasione da gol per gli avversari. Per poco la sbagliava anche il porco. Bellissimo, e andiamo. Ed è fuga per la vittoria. Attenzione! Ci ho provato. Sono un po' egoista, la rivolevo. Adesso arriva l'incornata di testa e gol. Se le gol, Tori fa belle cose a me stesso. Peccato. È riuscito a liberare, magnifico. È stato bravo a intercettare quella palla, non era facile. Dawson, Rose, Morgan, Freeman. Bravi, roba nostra. Tong. McCormack. Mi chiedo cosa possiamo aspettarci da lui oggi, Beppe. È un attaccante mobile, a cui piace variare molto per non dare punti di riferimento ai difensori. Lunga. È un attaccante mobile, allora è il contrario di Ciro Immobile, ok. 6.6, ho segnato, forse si vede che sto correndo un po' la cazzo. Moore. Dawson. Leeds United. E il Cume se ne va. No, non se ne va proprio, però va bene. È intervenuto sulla palla dimostrando un'ottima visione di gioco e senso della Oggi ho segnato, ma lo sto giocando bene. Vedi com'è strano il calcio. Per adesso. Davis. Edwards. Buona scelta di tempo, ruba palla sulla fascia. Davis. Dio, madonnina. Si fa rubare palla. L'arbitro manda tutti fine a primo prendere tempo. 1-0 alla fine del primo tempo. Un tè caldo. Hanno segnato l'apertura e sono riusciti a proteggere. Un tè caldo. Rosamunda. Scusate ragazzi, un momento di panico. Come indiano, rubiamoli la palla. Moore. Morgan, Freeman. Rose. Edwards. Ho Edwards, ho il coglione. Cioè, se vogliamo dare anche un tè caldo, non so, da mangiare, i biscottini. Ma com'è? Brutta partita quest'oggi, brutta partita. No, non siamo nella roba.
Però Veneziano ha sbloccato i gol, quindi questo è importante. Ah, peccato di testa, l'avevo data perfetta. Daffi. Ma perché me l'ha data indietro quel coglione? Perché? Se me la ridava subito andava in porta. Davis intercetta il pallone, tutto da rifare. Siamo venuti fin qua, siamo venuti fin qua. L'allenatore della formazione di casa sta per apportare delle modifiche alla formazione. Si spinge in avanti. Bravo, 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 pressalo, anche se la palla ancora lui. L'importante è non farlo arrivare in porta. Stanno giocando male però adesso, Stiamo giocando male. Anche io sto giocando malissimo. Pallone che torna in possesso degli avversari. Sostituzione in vista tra le file degli ospiti. Daffi. Niente, sono padroni gli avversari, ma il Cume qua la recupera benissimo. Buon recupero qua di Veneziano. E non la passa sto Madonna, sta calmo. Eccola là, adesso prendiamo il gol sulla cagata del mio giocatore, vediamo. Bravissimo, questo è bravo. Chi è il gran Tom Lees, ragazzi, il mio idolo Tom Lees. Ecco la cagata ufficiale. Può giocarla sul compagno. Manco male. Ha un buon controllo nonostante la pressione avversaria. Non ce l'ho fatta. Non sto giocando un gran calcio, Si avvicina all'area. Non sto per niente giocando un gran calcio. Aia. Fanno quello che vogliono sti gol, ma dai però, cioè io non lo so, tutto il Barcellona, ma dai, ma che cazzata è? Guarda, gol. Dai. La restituisce subito al compagno. Ma guarda che passaggio da deficiente. Foley. Mick Foley ragazzi. Davis. Cross dal fondo. Una palla che non ha creato nessun problema alla difesa. Beh, il Cume si è rotto. Che brutto il Cume si è rotto. Niente, raga, la partita è finita molto bene. È finita con accelerazione più 1, resistenza più 1 e basta. Vabbè, raga, saluto il comandone veneziano. Sono un po' infortunato, vediamo qua. Oddio. Sono cambiate addirittura le aspettative. 2 mesi, no. Ecco ragazzi, questo è. Grazie per i salvataggi FIFA, grazie. Ma andate a cagare, no, guarda, dopo questa veramente, meno male che ho vinto, ma non ho parole. 2 mesi ai box, fanculo. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano.